Ci ha fatto soffrire un po', ma mi sembra che funziona bene, dai. Non possiamo andarci. Bisogna mica lamentarsi, purtroppo i lavori quando dicono di farli, bisogna farli. Via alle impalcature, via gli escavatori. Ora Piazza dei Caduti a Mogliano è diventato ufficialmente spazio pedonale. Dopo oltre 9 mesi di lavori e alcuni malumori per lo stop alla viabilità del centro da parte di commercianti e cittadini, la piazza ora è prossima all'apertura completa. Ancora posizionati in New Jersey per delimitare le aree transitabili e abituare le persone ai nuovi sensi di marcia. Contenti i commercianti, meno l'opposizione. Intanto la piazza non è finita, i lavori sono ancora in ritardo perché nella parte est devono ancora essere ultimati e sarebbero dovuti finire più di un mese e mezzo fa. In più ci sono dei grossi problemi legati alla viabilità per la quale la maggioranza sta ancora litigando al suo interno. Al prossimo Consiglio Comunale il 31 luglio l'opposizione infatti chiederà un'interpellanza alla Giunta. È una piazza che purtroppo manca di spazi verdi e ci sono delle isole di calore molto importanti e i cittadini giustamente si stanno lamentando, oltre che esserci dei grossi problemi in termini di sicurezza nel momento in cui i New Jersey verranno poi tolti e la gente farà fatica a capire dove comincia il marciapiede e dove finisce invece la parte di strada carrabile. Adesso fa un po' caldo, ma insomma fra poco arriveranno anche insomma, il tempo per godersi insomma, un po' di più. Abbiamo anche sostituito gli alberi, alcuni erano morti, abbiamo sostituito, prima c'erano dei lecci che crescono poco, abbiamo messo dei tigli che cresceranno tanto e faranno tanta ombra. Mancano le ultime cose come gli arredi urbani, portabiciclette, panchine, cestini, ma ecco, poi mancano le asfaltature finali che faremo nel periodo di agosto dove ci sono poche macchine e poi a settembre finalmente il taglio del nastro finale. Non dello stesso avviso il PD. Questa maggioranza da 2 anni e mezzo a questa parte, quando si è cominciato a parlare di questo progetto, non ha mai accolto l'opportunità che le abbiamo lanciato di creare una commissione speciale dove far sì che cittadini e residenti si potessero confrontare con l'amministrazione e questo ha fatto sì che ad ogni sprombattuto ci fossero delle proteste.